La gestione commissariale dell'emergenza rifiuti in Calabria è sostanzialmente fallita, visto che a distanza di oltre 13 anni non è stato realizzato nessuno degli obiettivi previsti dai piani regionali per i rifiuti, predisposti dal commissario. È quanto ha affermato la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti presieduta da Gaetano Pecorella oggi a Crotone per illustrare i contenuti della propria relazione, approvata all'unanimità nel giugno scorso dalla Camera dei Deputati. È stato fermato dai carabinieri un cittadino romeno di 33 anni ritenuto responsabile del ferimento avvenuto ieri a Ricadi nel corso di una rissa dell'imprenditore turistico Rocco Sainato, 64 anni, ricoverato in stato di coma a Reggio Calabria. L'uomo è un dipendente di Giacomo De Salvo, 36 anni, titolare di un lido limitrofo a quello di Sainato. De Salvo ed altre 3 persone, tra cui Sainato, sono state denunciate per rissa. Le Fiamme Gialle di Crotone hanno scoperto un'evasione fiscale per un ammontare di oltre 7 milioni di euro da parte di un imprenditore edile di Isola Caporizzuto, AFC, 27 anni, titolare di una ditta individuale. L'uomo è stato denunciato. Nel corso della verifica sono state rilevate anche violazioni in materia di lavoro, con riguardo al mancato versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai dipendenti, per un totale di 53.000 euro. I finanzieri e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro hanno sequestrato un container carico di scarpe contraffatte proveniente dalla Cina, in transito dal porto calabrese con destinazione Albania. Nel contenitore erano stivate circa 10.000 paia di scarpe, delle quali 1.200 risultate contraffatte. Nel corso del solo 2011 e fino ad oggi sono oltre 25 milioni i prodotti contraffatti sottoposti a sequestro nel porto.